Ad oggi sono 511 le persone accolte all'Hotel Michelangelo, poiché vivevano in contesti non consoni a passare il periodo di quarantena, dopo essere risultate positive al coronavirus o essere state a stretto contatto con persone positive. Attualmente sono meno di 40 le persone presenti e nelle prossime settimane saranno seguite dal presidio sanitario allestito dalla Croce Rossa Italiana nella struttura di accoglienza collettiva del Comando Aeroporto di Linate dell'Aeronautica Militare, messa a disposizione dal Ministero della Difesa. Il progetto dell'Hotel Michelangelo è nato grazie a una convenzione tra Prefettura, Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana e ASST Milano Nord, con l'autorizzazione della Protezione Civile Nazionale, che rimborserà le spese di circa 500.000 euro al mese sostenute per la gestione. Dopo oltre 130 giorni di chiusura dovuta all'emergenza coronavirus, nella serata di lunedì 6 luglio il Teatro alla Scala ha riaperto le sue porte al pubblico. In attesa della programmazione autunnale, si è ripartiti con una mini stagione di 4 concerti fino al 15 luglio, dei quali i primi 2 sono andati in scena lunedì 6 e mercoledì 8 luglio. Il protocollo di sicurezza elaborato dopo l'ultima ordinanza regionale consente di accogliere fino a 600 spettatori. Le restanti date da segnare sul calendario sono lunedì 13 con Nuove Voci alla Scala e mercoledì 15 luglio con lo spettacolo La Scala da Camera.